Si riduce lo sconto sui carburanti, cosa ne pensi? Bisogna accettare quello che si fa, che si propongono, perché prendi da una parte e vanno dall'altra. Per ora può essere una cosa negativa, però penso che questo governo successivamente possa fare qualcosa di meglio. Speriamo. Penso che paghiamo già abbastanza tasse con i carburanti e penso che molte potrebbero essere tolte, delle guerre di puniche che vogliamo ancora l'accise, quindi chi viaggia, chi lavora purtroppo il carburante lo deve usare. Diciamo che la manovra non ha tutelato il consumatore finale, ha scelto qualche altro tipo di categorie da privilegiare, da aiutare. Di quanto incide il costo del carburante mensilmente in una famiglia? Credo cifre troppo elevate per non essere sostenute dallo Stato. Abbastanza, perché entrambi andiamo a lavorare con l'auto. Immagino che uno che lavora che è sulla strada tutti i giorni non può andare avanti se non ha una gratifica giusta. Io faccio 100 km al mese, quindi utilizzo i mezzi, la bicicletta e la moto, quindi non incide molto sul mio budget.